Bentrovata negli studi di Radio Belluno a Marta Zalini, guida turistica della città. Buongiorno Marta. Buongiorno. E bentrovata nella rubrica del FAI. Allora, con Marta in questa puntata ci occupiamo del campanile del Duomo di Belluno. Andiamo a conoscere un po' di più la nostra città e credo che sia un'attrazione per gli occhi molto particolare questo campanile. Sì, è vero, perché in realtà la prima cosa che spunta, diciamo così, dal profilo di Belluno, dallo skyline, ecco, se vogliamo usare un termine moderno, di Belluno è proprio il profilo del nostro campanile, che è accanto alla cattedrale appunto della nostra città. E in effetti è veramente come un piccolo faro bianco che esce anche quando c'è la nebbia, magari un po' bassa. È l'unica cosa che si vede, è proprio la punta del campanile con il famoso angelo. Senti, c'è di fatto molta curiosità, perché un tempo chi costruiva questi edifici di culto erano degli operai che non avevano ovviamente tutto quello che c'è adesso come attrezzatura. Quindi immagino anche alla mole di lavoro che è servita per costruire questo campanile, questo edificio di culto. Sì, infatti diciamo che le costruzioni dei grandi edifici di solito sono appunto progettate naturalmente da grandi architetti, quelli che noi oggi definiremo architetti, ecco. Però in realtà alle spalle degli architetti c'è tutto un sottobosco, diremo così, di persone sconosciute che in realtà sono quelli che hanno fatto la vera e propria fatica, i vari scalpellini, i mastri, eccetera, che hanno proprio gestito completamente tutto il cantiere. Questo è stato un cantiere che tra l'altro si è protratto per diversi anni, quindi è stato veramente un impegno sia dal punto di vista economico per la città di Belluno, perché in realtà è stato costruito, diciamo così, con le elemosine dei fedeli, dei cittadini, del Consiglio dei Nobili e di molte altre persone di Belluno, e naturalmente con l'aiuto e il sostegno fondamentale di colui che l'ha voluto, che è stato il vescovo Gaetano Zuanelli. In che anno è stato costruito il Duomo di Belluno? Allora, in realtà la prima idea appunto di questo vescovo è nata nel 1731 e in realtà diciamo così che la prima pietra ufficialmente è stata posata l'8 giugno del 1733 e poi fondamentalmente i lavori sono durati 10 anni, perché si sono conclusi, almeno le cronache così narrano, nel 1743, quindi 10 anni di lavori. Mi piace questa domanda che tu hai posto anche agli interlocutori di Facebook. Sapete quanti carri o carriole, qualcuno dice, piene di pietre sono state usate per le fondamenta del campanile? Ecco, allora la risposta è, qualcuno dice appunto carri e qualcuno dice carriole, a seconda anche se uno vuole un po', diciamo così, mitizzare da certi punti di vista la costruzione appunto del campanile. 10.000 addirittura. Sono stati tutti i sassi cavati, tra l'altro, in una piccola cava che si trovava alle spalle sostanzialmente di quella che è la Villa del Belvedere, Villa Vescovile al Belvedere, sì, quella dietro l'ospedale civile per intendersi. Lì c'era una piccola cava e lì sono stati proprio tolti questi sassi che hanno riempito sostanzialmente il grande buco che è stato creato per fare le fondamenta del campanile. Incredibile. Senti, è l'architetto messinese Filippo Juvara che ha progettato questa magnifica opera. Allora, sì, è un architetto appunto siciliano di origini che in realtà ha lavorato in alcune città d'Italia, tra cui Roma. È stato assolutamente fondamentale per alcune delle costruzioni delle architetture più importanti della corte dei Savoia, perché ad esempio la palazzina di caccia di Stupinigi, che è bellissima, magnifica e molto famosa, Superga, ha lavorato per alcuni progetti del Palazzo Reale sempre a Torino e comunque nella città appunto piemontese, ha lavorato tantissimo, ha lavorato a Roma e poi in realtà la sua vita, diciamo così, si è conclusa a Madrid, dove era stato chiamato dalla corte spagnola per intervenire su alcuni edifici, e qui appunto tra l'altro è sepolto anche, quindi passando anche attraverso Belluno. In realtà adesso scopriremo che propriamente a Belluno non è arrivato, è arrivato fino appunto in Spagna.
La prima curiosità che ti viene chiesta quando con le varie uscite culturali ti chiedono sul Duomo? Allora, di solito è quanto alto è, perché è la prima cosa che viene in mente, e è alto esattamente 67,35 metri dalla base fino al dito più alto dell'angelo che guarda, diciamo così, indica anzi il cielo. E tra l'altro appunto dicevo che Filippo Juvarra in realtà non ha mai messo piede in terra bellunese, perché era stato conosciuto da questo vescovo che vi ho citato prima, Gaetano Zuanelli, probabilmente proprio a Torino, che aveva visto qui le sue opere, e che poi aveva chiesto un progetto appunto per il nostro campanile, che si dice sia sostanzialmente disegnato su quello che era il progetto del 1722 del campanile della cattedrale del Duomo di Torino, che io ho visto dal vivo e non è minimamente paragonabile alla bellezza del nostro. Ci sono tante particolarità, secondo me, che sono preziose agli occhi, ma soprattutto preziose perché parli comunque di edifici storici della tua città che, ahimè, con il passare degli anni hanno delle necessità di essere manutentati, quindi credo che anche per il Duomo di Belluno ci siano stati diversi interventi nel corso degli anni. Sì, diciamo che il primo intervento c'è stato pochi anni dopo, tra l'altro, la costruzione, perché c'era un piccolo problema statico. Poi in realtà è durato, diciamo così, per diversi decenni, fino a che nel giugno, tra l'altro, del 1843 un fulmine ha colpito l'angelo che si trova in cima appunto al campanile e ha distrutto una parte della cupola. Poi è stato prontamente ricostruito, ma poi naturalmente è intervenuto, il campanile, diciamo, è rimasto in piedi per il famoso terremoto del 1873, lì non ha subito sostanzialmente danni, quindi anche era possente, diciamo così, dal punto di vista costruttivo. E poi è arrivata la prima guerra mondiale, che ha fatto disastri. E quindi lì cosa è successo? E quindi qui è successo nel 17 appunto che gli austriaci, ormai praticamente in ritirata, hanno prelevato le campane, come è successo tra l'altro per tantissime nostre chiese, sì. Le hanno fuse per fare cannoni, naturalmente, e hanno anche tolto tutto il rame che copriva la cupola, perché il rame ancora oggi è assolutamente preziosissimo come metallo. Poi però alla fine della guerra, nel 21, i bellunesi si sono impegnati per dare una nuova struttura alla cupola e dare le nuove campane, che sono quelle che poi ancora oggi suonano, insomma. Abbiamo a cuore, insomma, questi edifici del nostro territorio, cerchiamo soprattutto nel nostro piccolo di aiutare nel tutelarli, perché comunque sono una parte della storia diciamo del nostro territorio fondamentale, che è bene, insomma, poter custodire a rispetto anche di chi con tanta fatica e tanto sudore a quel tempo aveva deciso di costruire questo edificio. C'è qualcos'altro da aggiungere, Marta, di interessante? Sì, allora c'è una sorta di leggenda, direi così, tra virgolette, che dietro la costruzione dell'angelo che chiude, diciamo così, la guglia del campanile, perché fino a non tanto tempo fa, non tanti anni fa, si pensava che addirittura fosse stato Andrea Brustolon, il famoso Michelangelo del legno bellunese, che appunto ad aver costruito questo angelo. Sappiamo benissimo che lui lavorava il legno, perché questa era la sua materia. In realtà l'angelo ha un interno fatto, tra l'altro le cronache narrano molto molto bene, in legno, ha un'anima in legno, diremo così, e è coperto appunto da questa struttura poi metallica. Diciamo che appunto il campanile si è concluso, cioè i lavori sono iniziati nel 1933, quindi l'anno successivo alla morte di Andrea Brustolon, che quindi fisicamente è molto difficile che l'abbia potuto, è impossibile direi, realizzare. Quindi è molto probabile, dato che le ali ad esempio somigliano moltissimo agli angeli della chiesa di Santo Stefano, quei due bellissimi bianchi, esatto, che ci sono in chiesa, a quelli di Andrea Brustolon, e quindi probabilmente è stato fatto su disegno o su ispirazione, diciamo così, dei famosi angeli di Brustolon. Certo, ecco. Magari lui aveva lasciato anche qualche bozzetto, qualcosa che probabilmente poi è stato ripreso e
e riproposto, non credo che lo avesse costruito prima per poi essere utilizzato. Bene, grazie a Marta Zalini, guida turistica della nostra città di Belluno. La rubrica del FAI ritorna la prossima settimana, grazie anche per la collaborazione alla delegazione di Belluno. Ciao Marta, grazie. A presto.